Audio Jungle. 19ª giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5, è il girone B. L'Antenore Sport Padova ospita il Flaminia per quello che è il big match di giornata, visto che si affrontano terza contro seconda in classifica, ma in seguire è l'Antenore Sport Padova che ha 34 punti contro i 36 della squadra veneziana. Al primo posto c'è il Bissuola. Perché? Perché l'Antenore Sport Padova ha accusato una flessione in questo girone di ritorno, un girone di ritorno che ha portato soltanto un punto per la formazione di Alberto Rodriguez, e quindi adesso è chiamata a una grande rimonta per non far svanire i sogni di promozione. Fra pochissimo le due squadre daranno il calcio d'inizio, per cui prima di presentare il mio grandissimo ospite al fianco per questa telecronaca vado a leggere velocemente le formazioni con l'Antenore Sport Padova, che si schiera con il numero 1 Mauro Parisotto, poi Giovanni Bacco, Alberto Grigio, Alberto Rodriguez, Luca Secchieri, Carlo Marinaro, Nicolò Russo, Andrea Pergola, Domenico Cinquino, Luca Carraro, Mattia Paladini ed Ezechiel Morello. Risponde il Flaminia con il numero 1 Andrea Rinaldini, il 2 Alvise Francescon, 3 Alberto Lazzari, 4 Francesco Falasco, 5 Andrea Sportiello, 6 Andrea Quintavalle, 7 Simone Pergola, 8 Thomas Papa, 9 Matteo Beata, 10 Yuri Bullo, 23 Alessio Scardello, 54 Riccardo Novello. Il mio grande ospite è lo squalificato capitano dell'Antenore Sport Padova Federico Crepaldi, a cui chiedo subito un anticipo. Come sarà questa sfida? Come te la immagini? Intanto buonasera a tutti. Diciamo che non vorrei e non dovrei essere qui, quindi ospite speciale sì, fino a un certo punto. Come sarà? Sarà una partita tostissima, nel senso che noi non arriviamo da un periodo ottimo, da uno dei migliori periodi nostri. Attenzione, ecco un'azione subito da gol per il Flaminia. Ok. Non arriviamo da uno dei nostri migliori periodi e abbiamo diverse assenze, tra cui il solito Bertotti per l'operazione alla mano, io come espulso, Elia che essenzialmente zecchinato ha terminato la stagione, e Domenico Cinquino un po' infortunato però presente. Vediamo cosa sarà, insomma sarà comunque molto dura, loro una squadra ottima e seconda classifica non per nulla. Grandi contropiedi, grande fisicità, grande parte atletica e noi dovremo giocare di esperienza. Ed è partito subito bene il Flaminia, che praticamente nel giro di 50 secondi ha collezionato due piccole occasioni da rete. L'Antenore Sport Padova si schiera con Parisotto in porta, poi in campo dal primo minuto ci sono Secchieri, Rodriguez, Alberto Rodriguez, Carraro e Grigio. Sottolineava proprio Crepaldi l'assenza di Bertotti, oltre alla sua sono loro i due capocannonieri della squadra, Bertotti con 22 gol, Crepaldi con 14, e quindi deve far fronte anche a queste avversità. La formazione di Rodriguez sembrava potesse essere un campionato, non dico trionfale come quello della scorsa stagione, però comunque un campionato di vertice. C'è stato questo piccolo inciampo, però tutto è possibile, anche perché il torneo si è dimostrato comunque equilibrato tra le squadre in vetta. Adesso ha preso in mano il gioco l'Antenore Sport Padova con Rodriguez, affrontato e fermato regolarmente da Pergola, che riparte in velocità. Bravo qua Carraro a sporcare l'azione degli avversari, che però continuano adesso a manovrare da dietro con Bullo. Servito adesso Licciardello e ancora Pergola. Falasco e Pergola scambiano, c'è Rodriguez come uomo più avanzato in questo momento per l'Antenore. Secchieri ferma per un attimo l'azione avversaria, ma è il Flaminia che gestisce il gioco in questo momento. Il pallone è fuori, arrivano gli applausi dalla panchina dell'Antenore. Il tiro, la conclusione, bravo in due tempi a parare Parisotto, poi Rodriguez ha cercato subito in profondità Grigio, il pallone non è arrivato. Infatti Cinquino era dato informazione stamattina con le notizie che mi aveva dato l'ottimo Rozzato, invece proprio nel riscaldamento non si è visto presente. È comunque in panchina, mi confermi che è in panchina Cinquino? Sì, è in panchina e durante il riscaldamento ha avuto un piccolo infortunio, una piccola ricaduta in verità, abbiamo fatto una fasciatura veloce
ha terminato il riscaldamento, credo che Alberto lo abbia fatto partire fuori solo per precauzione, ma entrerà in campo a breve senza ombra di dubbio. Adesso deve provare a sviluppare il suo gioco l'Antenore con un Secchieri che prova un dream, però perde il pallone, attenzione che si scatena un 2 contro 2, Rodriguez prova a intervenire, però c'è il gol. Il gol dopo 4 minuti di gioco ha segnato il Flaminia che si è portata subito in vantaggio. L'1-0, l'autore del gol è Yuri Bullo, per cui dopo 4 minuti, dopo 2 occasioni mancate, c'è il vantaggio del Flaminia che, dobbiamo dirlo, Federico, è partito un pochino più forte, un pochino più convinto. Sì, assolutamente, è partito bene, come me li ricordavo, quindi atletici, molto scattanti, diciamo che utilizzano, insomma, la loro parte atletica come punto di forza e noi in campo, insomma, probabilmente in questo momento abbiamo più esperienza che parte atletica, considerando che, insomma, Luca Carraro e Alberto Rodriguez hanno, insomma, la loro età, però chiaramente esperienza da vendere. Infatti il gol viene da un 1 contro 1 sul lato sinistro, insomma, del campo per il Flaminia, dove Alberto non riesce a rincorrere il giocatore loro molto rapido, che chiude bene la diagonale e fa un bellissimo gol. Vogliamo mettere su questo piano tra il giocatore loro Yuri Bull e Alberto Rodriguez, ci sono 21 anni di differenza, insomma, si fanno sentire. Alberto Rodriguez continua a giocare comunque sempre con ottime prestazioni. Qua ci prova Carraro, fermate, attenzione al contropiede che può essere pericoloso del Flaminia, bravo Carraro a interrompere. Rimessa laterale per il Flaminia che si è portato in vantaggio dopo 4 minuti, una partita che l'Antenore deve vincere, però forse la cosa più importante sarebbe non perdere per non compromettere proprio il distacco dalle prime 2 in classifica, anche perché col Vissuola, che è primo adesso a 38 punti, quindi è più 4 rispetto all'Antenore, c'è già stato lo scontro diretto anche nel girone di ritorno, è stato quello della settimana scorsa che ha visto l'Antenore perdere proprio in casa del Vissuola. Carraro si fa vedere Grigio adesso in profondità, scatta ma viene fermato dal ritorno proprio di Bullo. La rimessa è per lo stesso Grigio, si fa vedere Carraro che riceve in questo momento lo scambio tra i due. Secchieri, c'è un fallo però, il primo della partita su Grigio, battuto subito Rodriguez. Non trova Carraro, poi la palla carambola fuori, la rimessa è per l'Antenore. Andrà la battuta Alberto Rodriguez. Per ora i ritmi non sono molto alti, eravamo abituati a vedere un'Antenore molto aggressiva nelle altre partite. È stata studiata così, partire un po' più lenti, oppure credi che sia l'atteggiamento del Flaminia che ha indotto, insomma, i tuoi compagni ad avere un atteggiamento un pochino, diciamo così, meno intenso dal punto di vista del gioco, anche del pressing? Chiaramente no, è una strategia sicuramente di Alberto, e considerando, insomma, l'organico non è completo, dobbiamo puntare anche a trattenere qualche energia per arrivare a fine partita, per potercela comunque giocare. Insomma, abbiamo qualche cambio che sicuramente può dare il contributo, però sicuramente abbiamo anche dei cambi che ancora hanno giocato poco e questa comunque, essendo una partita importante, particolare, probabilmente Alberto sfrutterà sicuramente quei giocatori con più esperienza, quelli che possono dargli qualcosina in più, quindi aspettarli bassi e non andare in pressione, sicuramente ha questo significato. Sì, infatti poi magari nel corso della telecronaca parleremo anche di quelli che sono stati i cambiamenti in rosa rispetto al girone d'andata, vediamo tante facce nuove dovute anche agli infortuni. Adesso il pallone tra i piedi dei giocatori ospiti, che però qua sbagliano con Francescon. Quindi la rimessa per Carraro che scambia con Rodriguez, davanti per Grigio, pallone però non è preciso, non c'è stata una deviazione, quindi la rimessa è per il Flaminia che adopera i primi 2 cambi, mentre
il quintetto dell'Antenore rimane lo stesso che ha iniziato la sfida quando stiamo avvicinando verso il 10° minuto, sempre 1-0 per il Flaminia. Qua salita un po' la pressione dell'Antenore che ha costretto gli avversari all'errore e quindi la rimessa di Secchieri. Carraro, ancora Secchieri, prova ad andare lungo, non la colpisce però bene con il sinistro e quindi recupera il Flaminia. Uno dei nuovi entrati è Lazzari, prova lo scambio, anche in questo caso impreciso e quindi può intervenire Parisotto, dare subito a Rodriguez. Grigio chiede l'inserimento di Secchieri, eccolo, un po' timida forse la sua azione, guadagna comunque la rimessa. Carraro dietro per Grigio, il tiro deviato, poi ancora Rodriguez. Secchieri prova a servire Rodriguez, il suo pallone è sporcato in fallo laterale da Pergola. Primo cambio anche per l'Antenore, è uscito Secchieri, se non vado errato è entrato proprio Cinquino. Vediamo anche come sarà, adesso scambia bene con Rodriguez, attenzione allo spazio per andare al tiro cross, il pallone però termina sul palo esterno, va fuori, non c'è neanche stata una deviazione, però prima occasione dell'Antenore con Cinquino. Sale adesso Rodriguez, ancora fermato, chiede qualcosa ai suoi Rodriguez, allenatore e giocatore. Punteggio però non si schioda dall'1-0 per il Flaminia. Grigio per Carraro, Rodriguez, Cinquino, si muove Carraro, è servito Rodriguez che però non si intende con il compagno, deve metterci una pezza Carraro che riesce anche molto bene ad evitare la rimessa laterale a partire, vediamo se c'è il contropiede. Grigio, Cinquino la lascia per Carraro, si fa vedere anche Rodriguez, poi in scivolata in maniera quasi al limite del regolamento, però regolare, no? Sì, sono stati un paio di contatti tra il nostro capitano e il giocatore che adesso si sta lamentando. Un po' al limite del regolare, insomma, vabbè. Il nostro capitano in tua assenza è Luca Carraro. Scusami. No, piccola gaffa, il capitano in verità oggi è Mauro, è il mio capitano storico Luca. Il tuo storico capitano ai tempi del Padova. Sì, esatto. Rodriguez sul punto di battuta, credo sia rimessa laterale, non punizione, il tiro a gol, c'è il pareggio proprio di Carraro sull'assist di Rodriguez e l'Antenore rimette in sesto la sfida al 12° minuto, assist di Rodriguez, gol di Luca Carraro ed è 1-1. Ed esce proprio l'autore del gol, Carraro. Ci voleva questa rete ad entrare, se non sbaglio, devi aiutarmi Federico, è uno dei nuovi acquisti o quantomeno un giocatore che non abbiamo visto nelle prime partite come Andrea Pergola, giusto? Sì, Andrea Pergola in verità è un giocatore che abbiamo acquistato ancora quest'estate, solo che per motivi di lavoro e impegni insomma a cui non può mancare, ce l'abbiamo avuto a disposizione gran poco. In verità è un giocatore che ci piace molto, molto atletico, molto fisico, davvero grintoso, è un giocatore che come caratteristiche non abbiamo tanti in squadra, però purtroppo si allena poco, adesso sta dando un po' più di continuità, io spero che la dia sempre di più perché è un giocatore davvero interessante. E adesso lo potremo vedere, mentre qua c'è un fallo fischiato dall'arbitro, calcio di punizione per l'Antenore. Si spiega Rodriguez con il suo avversario Lazzari. Calcio di punizione, sono già 3 i falli subiti dall'Antenore, nessuno commesso, quindi anche questo potrebbe essere un aspetto interessante quando siamo appena al 13° minuto.
di questo primo tempo. Ricordiamo il punteggio sull'1-1 grazie al pareggio di Carraro dopo il gol in avvio di Bullo. Ci voleva questo gol per scuotere un po' un'Antenore colpita a freddo e che sta accusando anche il momento negativo. Possono sembrare frasi fatte, però quando diciamo la ruota non gira, quando ci sono gli infortuni, non arrivano i risultati, poi ne risente anche l'umore in campo, rendi anche meno. Vediamo se l'Antenore adesso si scrolla di dosso qualche paura. È entrato anche un altro giocatore che non avevamo visto nelle prime partite come Ezechiel Morello, giusto? Ero preso a guardare Cos'è successo? un retropassaggio doppio, sembra il portiere, non mi sono reso conto se effettivamente è così, è stato un errore dell'arbitro, però vedo delle lamentele, insomma. Comunque adesso calcio punizione al limite, è una buona occasione per noi. Una buona occasione, poi ti chiederò di Morello, che è il nuovo entrato al posto di Secchieri. Vedremo se andrà lui probabilmente a battere la punizione sul tocco di Rodriguez. Tutta la squadra del Flaminia davanti alla linea di porta, il tiro di Morello, esce il portiere e respinge. Parisotto si fa vedere Pergola, poi non arriva Carraro, la palla termina fuori. Esce ancora Carraro ed entra Cinquino. Riparte adesso dalle retrovie il Flaminia, che forse un pochino ha accusato il pareggio dell'Antenore, che in questo momento sta giocando meglio degli avversari. Pergola va in pressing su Beato. Poi la rimessa laterale, l'ultimo tocco di Morello, quindi la rimessa è per il Flaminia con Rinaldini che prova il tiro bloccato dal portiere. La palla è uscita. Ti stavo chiedendo, Federico, anche questo Ezechiel Morello non l'avevamo visto nelle prime partite. Sì, lui è invece un acquisto di dicembre, dal mercato di dicembre, arriva da una C1 emiliana e lui è qui di Padova, l'abbiamo portato a casa, abbiamo un rapporto di amicizia storico, sia io che Alberto, e ci siamo sentiti, lui aveva piacere anche di stare un po' più vicino ed è per questo, insomma, che è qui con noi. Il tiro intanto abbiamo visto di Pergola, che si è fatto subito vedere. La risposta del portiere, dicevi, cosa vi può dare? No, lui ci può dare sicuramente una mano, è un giocatore che da diverso tempo, insomma, che gira per categorie tra la C2 e la C1, insomma, sicuramente di esperienza, anche lui non è giovane. Pergola tiro il gol, e c'è il 2-1, questo è un bellissimo gol di Pergola, veramente un gol da pivot puro. Si gira in un fazzoletto con il destro, fa valere la sua fisicità e mette dentro il sorpasso dell'Antenore al 17° minuto. Antenore Sport Padova 2, Flaminia 1, il gol è di Pergola. Stavi dicendo prima anche fuori microfono, Pergola è un bel pivot e qua l'ha fatto vedere completamente. Esatto, è quello che stavo dicendo ai miei vicini qua di banco, e lui ci ha colpito molto l'anno scorso perché... Attenzione, perché ancora ci prova con il fisico, il tiro, la respinta del portiere. Adesso deve rientrare, però il suo ingresso ha fatto la differenza. Attenzione al contropiede, bravo Cinquino a recuperare, può partire il 2 contro 1, Cinquino è solo il tiro, rete 3-1 e c'è il terzo gol al 18° proprio con Domenico Cinquino. Clamoroso 1-2 dell'Antenore che ribalta completamente la sfida al 18° minuto, si porta sul 3-1 con Domenico Cinquino. E adesso time out con il Palagozzano che sta diventando una bolgia. Riprende adesso la partita dopo il time out che è seguito al gol del 3-1 dell'Antenore Sport Padova con Cinquino, e così in tribuna si ammira
questa grande ispezione di gara dell'Antenore Sport Padova, e c'è chi dice che questa squadra giri meglio senza Crepaldi. Non possiamo che essere d'accordo, ovviamente si scherza. Vediamo qua Federico che sta soffrendo tantissimo nel vedere sul campo i suoi compagni, si sta mangiando le unghie. Dopo parleremo, c'è tanta canna al fuoco, però ovviamente la cronaca della partita incombe, però abbiamo lasciato in sospeso un discorso su Pergola, autore del 2-1 fondamentale. Poi c'è stato un cinquino che, anche se a mezzo servizio, ha fatto vedere ancora il suo talento, però qua subito il 3-2, non ci si può distrarre un attimo che Andrea Rinaldini sigla tirandosi in un fazzoletto il 3-2 e riapre la partita per il Flaminia al 20° minuto. È successo di tutto in questo periodo. Qua è stato bravo Rinaldini, magari la difesa potrebbe avere qualche colpa, però ha fatto un bel gol. Sì, forse più che il merito di Rinaldini, forse il demerito di Dome. In questo caso aveva appena fatto un'ottima azione, recuperato palla, contropiede con Rodriguez, bellissimo gol, ha provato a mettere giù palla, spalla alla porta e dal limite dell'area ha perso la palla e Rinaldini l'ha messa dentro. Adesso seguiamo questo calcio di punizione con Carraro per Morello, la finta, poi ancora Carraro, c'è Cinquino, Grigio a destra, Morello prova il doppio passo, poi però con il destro non la colpisce bene, va fuori. Pergola adesso che è uscito, però un po' vi ha cambiato la partita. Dicevi che l'avete incontrato l'anno scorso? Sì, l'avevamo incontrato l'anno scorso, lui giocava con la Medwork Azzergrande, squadra contro cui abbiamo avuto modo di affrontare per 3 volte, 2 volte in campionato, 1 volta in Coppa. Lui non c'era, nelle prime 2 partite non l'abbiamo visto, nella terza invece l'abbiamo conosciuto e infatti abbiamo visto la differenza. È un giocatore che ci aveva molto colpito, considerando oltretutto che gioca a calcio a 5 da 3 anni, perché lui nasce come cestista e quindi aveva notato la fisicità, la velocità, un buon pivot come dicevamo prima, che si è girato, ha avuto un paio di occasioni in cui il portiere l'ha parata, però in quella che più contava l'ha anche buttata dentro e quindi si è dimostrato quello che avevamo visto l'anno scorso. È un giocatore che ha fatto gol anche la settimana scorsa, Bissuola, grande gol. Mi piacerebbe averlo più un po' più a disposizione dell'ordinario. Adesso recupera Morello, poi per evitare guai la caccia in avanti. Il pallone però termina fuori. Siamo entrati nell'ultimo terzo di questo scoppiettante primo tempo che vede l'Antenore condurre per 3-2 sul Flaminia. Recupera palla, attenzione, può partire il contropiede, Carraro va da solo con il sinistro e poi il gol, c'è l'autogol di Bullo e così al 22° su questa ottima azione di Luca Carraro si riporta avanti di 2 gol l'Antenore Sport Padova, che fa 4 contro i 2 del Flaminia. Bravo qui il tuo compagno Carraro nel intuire che la difesa stava chiudendo su Grigio e andare da solo. Importantissimo questo gol del 4-2. Vi siete scrollati addosso un po' di paure? Sì, dopo aver fatto il 3-1, 2 reti di vantaggio erano comode, anche perché non manca più tantissimo. Prendere subito il 3-2 non è stata la cosa migliore. Adesso abbiamo rischiato di prendere gol e quindi questo gol, anche se fortunoso, comunque ci rimette un po' di tranquillità. Adesso c'è un nuovo time out chiamato questa volta credo da Alberto Rodriguez e così si va al piccolissimo break sul punteggio di 4-2. Si riprende adesso con il rinvio dal fondo per Parisotto. 4-2 per l'Antenore contro il Flaminia, già 6 gol, il primo tempo non è ancora concluso, combatte da terra Grigio e poi commette fallo, anche un fallo duro, arriva l'ammonizione, dovremmo dire meritata, per il numero 4 dell'Antenore. Primo fallo però per i giocatori in maglia rossa, mentre il Flaminia ne ha già commessi 4, deve stare quindi attento. Calcio di punizione
mentre Lantenore adesso è in campo con Carraro e Grigio, Cinquino e Morello, oltre al portiere Parisotto. Prende ora il gioco Rinaldini, prova il tiro cross e qua si salva anche in maniera un po' fortunosa Lantenore, ma che rischio. Riparte adesso ancora il Flaminia, ancora una parata di Parisotto e poi spazza Grigio per evitare complicazioni. Adesso però alza i giri del motore la formazione veneziana, ma è bravo Carraro a recuperare il pallone, a difenderlo, spalle alla porta, poi il lancio di Morello, Grigio anticipato di testa, sale Rinaldini, il servizio sulla sinistra, lo scambio, il tiro fuori, però buona questa azione che ha visto la conclusione di Sportiello di poco lato, c'è stata anche una deviazione, quindi calcio d'angolo. Francesconi in mezzo, ma non c'è nessuno, può respirare Lantenore con Rodriguez che rientra in campo. Proprio Rodriguez va a servire Parisotto, buona questa azione dell'Antenore con Grigio, il tiro cross in mezzo, non ci arriva per la deviazione vincente Secchieri, un peccato, era un'ottima azione questa dell'Antenore che è riuscita anche a disimpegnarsi in difesa facendo giocare il portiere. Rinaldini. Il servizio adesso per il capitano Falasco, messo a terra, poi si prosegue, chiedono un fallo, l'azione però si è conclusa con un tiro fuori. Veementi però le proteste dei giocatori in maglia blu e infatti l'arbitro richiama Falasco che è anche il capitano. Proteste anche un po' plateali, ha rischiato anche il giallo qui il numero 10 in maglia blu, che adesso forse si scusa con il direttore di gara. Parisotto va forse al lancio lungo, no, l'arbitro dice di aspettare e adesso comanda la ripresa delle operazioni. Lungo per Carraro, la palla forse è uscita, è così per l'arbitro, chiamato anche dalla panchina del Flaminia. Fase di gioco un pochino spezzettata, ma vi va anche bene per tirare un po' il fiato. Come li vedi i tuoi compagni? Ma in questa fase li vedo un po' conservatori. E credo che vogliano andare all'intervallo su questo punteggio senza rischiare troppo. In verità abbiamo rischiato un paio di occasioni, Mauro ha fatto un paio di parate importanti e spero che finisca così il primo tempo. Vediamo, perché il Flaminia adesso sta cercando di portarsi in avanti, guadagna anche un fallo, il secondo di questo primo tempo. Siamo al 28esimo minuto. 4-2 risultato per l'Antenore, attenzione però a questo calcio di punizione. Sul pallone c'è Sportiello. Francescon vicino a lui, poi anche in area Rinaldini e Falasco. Vediamo se ci sarà uno schema o se andrà direttamente alla conclusione con il destro. È così, la palla attesa, termina però alta. Nulla di fatto quindi. Mentre l'arbitro un po' fiscale, diciamo, in questa fase, autorizza il cambio. Fuori Grigio, rientra Pergola, l'autore del 2-1. Cinquino sul pallone per questa rimessa laterale. Oltre a Pergola e Cinquino ci sono anche Rodriguez e Secchieri in campo. Proprio Secchieri non riesce a controllare il pallone. Rimessa per la Flaminia, tanti cambi adesso anche sulla panchina veneziana. Adesso manovra dalle retrovie con Bullo, poi Francescon non trova Falasco. Si salva quindi l'Antenore.
quando sta per finire il primo tempo. Parisotto finge di andare a lungo, poi si affida a Secchieri, il lancio di Rodriguez non è preciso, Secchieri e Cinquino non riescono a recuperare il pallone. Adesso c'è un calcio d'angolo per il Flaminia che chiude quindi in avanti. Il tiro, c'è il gol incredibile, il gol del 4-3, praticamente direttamente su calcio d'angolo ha segnato Bullo con la deviazione fondamentale di Parisotto. Si riapre ancora la partita, 4-3 per l'Antenore Sport Padova. Qui una volta la Jalapas li chiamava gollonzi questi, c'è stata un po' di sfortuna, un pochino di deconcentrazione forse, ma questa partita, questo primo tempo non è mai finito. 4-3 per l'Antenore, attenzione al Flaminia che chiude in avanti, anche perché adesso saranno da recuperare, attenzione però Cinquino non riesce a concludere. Cinquino in mezzo, Pergola ancora, Cinquino il sinistro ribattuto, deve andare indietro ma non lo fa bene, quindi Falasco può andare in contropiede con il destro, facile per Parisotto. Rodriguez, proprio Secchieri guadagna quantomeno la rimessa. Cinquino, Secchieri ancora, Cinquino fermato regolarmente secondo l'arbitro, è il pallone anche per il Flaminia, l'ultimo tocco del numero 10 dell'Antenore, ultimo minuto di questo primo tempo. 4-3 per i padroni di casa che hanno provato due volte a fuggire sul +2 ma sono sempre stati riagguantati. Qua recupera palla Rodriguez, c'è Secchieri sulla destra affrontato da due avversari che però faticano a rubargli il pallone, deve intervenire un terzo, c'è anche qualche protesta, tutto regolare però per l'arbitro, poi è bravo Pergola a deviare questo pallone e a far scorrere i secondi verso un fischio finale del primo tempo che dovrebbe arrivare fra pochi istanti. Del Flaminia l'ultima azione, vediamo come la giocheranno i giocatori in maglia blu. Si rintana nella propria metà campo l'Antenore, è stato molto bravo qua a intervenire Secchieri. Si riprende il gioco con Rodriguez che scucchiaia verso Pergola, ma finisce qui il primo tempo e finisce con l'Antenore Sport Padova avanti per 4-3. Commento flash di Federico Capaldi. Non saprei cosa dirti, non speravo in un paio di gol in meno, siamo stati un po' polli da un certo punto di vista, diciamo che da un altro invece i 4 gol li abbiamo cercati e li abbiamo voluti e quindi bene, un gol di differenza un po' si fa sentire secondo me, avrei preferito 2, spero che l'inizio del secondo tempo sia un po' più intenso. Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo tra Antenore Sport Padova e Flaminia, con cui comincia in questo momento la ripresa. I padroni di casa in maglia rossa conducono per un 4-3 al termine del primo tempo, un primo tempo spettacolare che ha visto il Flaminia passare in vantaggio al quarto minuto con gol di Bullo, poi è arrivata la rimonta dell'Antenore, si era portato anche sul 3-1 grazie a Carraro, Pergola e Cinquino, poi una serie di batti, il gol di Rinaldi, l'autogol di Bullo propiziato da Carraro e altri due gol un altro gol scusate del Flaminia, un po' rocambolesco, arrivato proprio allo scadere del primo tempo, che ha fissato per ora il punteggio sul 4-3. È ritornato in cabina di commento anche Federico Capaldi, abbiamo anche una grande occasione di capire grazie a lui che aria tirava negli spogliatoi all'intervallo. Scusami, ero concentratissimo sulla partita, come è andata in spogliatoio? Esatto. Non so, io non posso entrare in spogliatoio, Non sei riuscito ad avvertire? No,
ho sentito, ma raccontato insomma, Alberto ha fatto un po', li ha richiamati, ha fatto il cazziatone. Esatto, il cosiddetto cazziatone, nel senso che abbiamo meritato, ecco. C'è il gol, è il gol proprio di Alberto Rodriguez, che siamo giunti al secondo minuto di questo secondo tempo, porta il punteggio sul 5-3, avanti ancora di 2 gol la Tenore Sport Padova, e c'è il sigillo di Alberto Rodriguez. 5-3, avanti di 2 gol, non dico che si possa respirare, però dai un giusto premio anche per Rodriguez. Seguiamo adesso questa azione del Flaminia, che però la palla termina fuori. Dicevamo anche dell'importanza di vincere questa partita per continuare a coltivare il sogno promozione, perché va su diretta soltanto la prima classificata, giusto? Poi ci sono i playoff. Sì, promossa direttamente la prima, e poi ci sarà il turno dei playoff tra i tre gironi, e in più c'è anche la Coppa Italia, la Coppa Veneto, e anche lì vede la vincente si vede promossa. Comunque volevo sottolineare, sì, nel gol di Alberto Rodriguez, ecco. Attenzione, grande azione di Rodriguez, non c'è fallo, esce anche il portiere, però sbaglia il passaggio. Dicevi sul gol di Rodriguez? Sul gol di Rodriguez va sottolineato il tempismo e la solata di Luca Carraro, che l'ha messo lì davanti perfettamente, insomma è uno schema provato ed è riuscito ottimamente. Abbiamo parlato spesso degli schemi provati da Rodriguez durante gli allenamenti. Il colpo di suola è sempre una caratteristica tra le più affascinanti del futsal. Sì, chiaramente non avendo i tacchetti è un fondamentale, è definito così. Grigio adesso, e l'Antenore sopra di 2 gol, ha dato un'ottima reazione anche a una partenza che era stata da handicap, perché nei primi 10 minuti l'Antenore sembrava accusare ancora, come dicevamo, le scorie di un periodo negativo, perché ricordiamo che la formazione di Rodriguez è reduce da un inizio del girone di ritorno un pochino storto, con 2 sconfitte e un pareggio, che l'hanno vista precipitare al terzo posto in classifica. Davanti oggi hanno il Flaminia, che non l'abbiamo ancora sottolineato, ma è il miglior attacco del girone. Pensate, quando siamo praticamente all'inizio del girone di ritorno, il Flaminia ha già segnato 95 gol, sono veramente tanti, per cui averli tenuti solo a 3 nel primo tempo è già quasi un successo. Ma soprattutto anche perché, almeno per quanto abbiamo visto finora, il Flaminia ha fatto bene, pensierito la difesa dell'Antenore, però non è che abbia creato tantissime occasioni, a parte i 3 gol, ne ricordiamo un altro paio, ma poi basta. Attenzione qua, una piccola leggerezza di Morello, poi si salva assieme a Grigio, cade a terra, si lamenta, non c'è fallo. Si può proseguire con Carraro, che trova proprio Morello, attenzione, in buona posizione, viene fermato. In fallo laterale, l'arbitro gli dice di calmarsi. Ma Ezechiele è un nome latino, lui ha origini spagnole? Lui ha origini argentine, sì, è venuto qui da piccolo, è cresciuto qui. Però anche in America Latina hanno un po' il futsal nel sangue. Grande gol di Carraro, dopo un bellissimo schema Carraro trova il gol del 6-3 al 6° minuto, e si mette bene adesso per l'Antenore Sport Padova. Grande sinistra all'angolino, nulla da fare per il portiere, 6-3. E Carraro un po' il protagonista della partita, doppietta, autogol procurato, è una delle sue migliori prestazioni in maglia Antenore, almeno di quelle che abbiamo avuto modo di vedere, ma già ricordo nella scorsa partita che abbiamo trasmesso contro il San Marco, proprio un suo gol aveva evitato la sconfitta. Vediamo adesso la reazione del Flaminia, sotto di 3 gol per questo 6-3. Una partita veramente forte la formazione di Rodriguez, 2 gol in 6 minuti.
del secondo tempo, 6-3. È partita incanalata sui binari giusti, c'è anche Pergola davanti. Adesso non ha fretta ovviamente l'Antenore, Rodriguez non ci arriva, poi è bravo a chiudere Cinquino, però attenzione al Flaminia perché, come dicevamo, è il miglior attacco dell'intero girone con 95 gol realizzati. Cinquino recupera palla, riesce a servire Carraro che va al tiro e colpisce la traversa. Ancora scatenato Carraro. Si rimane sul 6-3, non controlla qua Bullo, quindi la rimessa per l'Antenore che adesso può sfruttare anche un momento di leggera confusione del Flaminia. Cinquino per Secchieri, Pergola, lo stop, fa viaggiare proprio Secchieri che non ci arriva. Secchieri e Cinquino sono i due millennials assieme al secondo portiere Paladina di una squadra sempre molto giovane che, come ricordavamo, deve fare anche a meno di Zecchinato, infortunato. Adesso qua è bravo proprio Cinquino a lasciar scorrere il pallone che termina fuori, il lancio però è troppo lungo per Pergola. Ricomincia il Flaminia, bravo Secchieri, poi Rodriguez, si complica un po' la vita all'Antenore ma riesce comunque a spazzare in fallo laterale. Partita comunque a ritmi molto alti questa ripresa, per merito soprattutto dell'Antenore che adesso deve difendere un vantaggio di 3 gol e sta disputando una partita molto attenta in questo secondo tempo anche in fase difensiva la formazione di Rodriguez. Cinquino, Pergola difende il pallone, viene messa a terra, subisce il fallo e lui è in campo anche per questo, molto bravo. Secondo fallo per il Flaminia. Si preparano già dei cambi sulla panchina veneziana. Secchieri, Pergola di tacco ancora per Secchieri, esce il portiere che riesce a salvarsi. Un po' di spettacolo anche al Palagozzano. Va lungo Parisotto che forse provava anche a sorprendere il portiere avversario Quintavalle, non ci è riuscito. Poi riparte Cinquino e subisce il fallo e c'è anche l'ammonizione qua, molto ingenuo, c'è sembrato Licciardello che è andato proprio a cercare da dietro Cinquino, un fallo veramente evitabile ed è il terzo per il Flaminia. Non un buon segno per il Flaminia questo intervento, denota un certo nervosismo per una squadra che sicuramente era venuta qui per cercare l'impresa, un'impresa che avrebbe significato forse anche blindare il secondo posto. Invece per il momento c'è l'Antenore in vantaggio, una vittoria permetterebbe di riappropriarsi del secondo posto proprio all'Antenore. Secchieri non ci arriva, viene fermato. Andremo anche poi a vedere quelli che sono i risultati sugli altri campi. Nel primo tempo il Bissuola era in vantaggio, Bissuola che è primo in classifica ed è ancora in vantaggio, almeno quanto i risultati che arrivano adesso sull'MM al Pozzo. Quindi per il momento Bissuola che conserva 4 punti di vantaggio sull'Antenore, Bissuola che dovrebbe essere anche felice del risultato che sta maturando quel Palagozzano, visto che si sta fermando il Flaminia che fino a questa giornata è secondo in classifica. Secchieri va in pressing, riesce anche a deviare il pallone, va in fallo laterale. Partita fortissima l'Antenore, diversamente da quanto era successo nel primo tempo, quindi anche si è fatto sentire, come dicevamo, Rodriguez all'intervallo e forse è stato anche sorpreso il Flaminia a questa partenza a raggio dell'Antenore, anche perché ci si poteva aspettare un Antenore un pochino più conservatore nel difendere il gol di vantaggio. Invece
questa accelerazione può risultare decisiva. Sì, siamo partiti con tutto un altro spirito e probabilmente anche il fatto di aver risparmiato qualcosa nel primo tempo ci sta aiutando probabilmente nel secondo. Il cazzettone, come abbiamo definito prima, probabilmente ha fatto il suo, però ci stanno credendo tantissimo. Qui c'è un rischio, ma si salva Parisotto. Il fatto di essere in vantaggio ora di 3 gol aiuta molto, però vedo che non stanno mollando, non stanno abbandonando, stiamo cercando di fare anche il quarto. E qua c'è un fallo invece di Pergola, il primo fallo dell'Antenore in questo secondo tempo. Calcio di punizione quindi per il Flaminia. Dodicesimo minuto di gioco, 6-3 per l'Antenore Sport Padova. Sta conducendo in questo scontro diretto per il secondo posto nel girone B del campionato di Serie C2, 19ª giornata. Vediamo come sarà la battuta di questo calcio di punizione per il Flaminia. C'è un uomo a disturbare la barriera di Pergola, è uno schema che porta al tiro deviato da Rodriguez, la conclusione di Beato. Calcio d'angolo già battuto con Rinaldini che subisce forse anche un fallo ed è il secondo dell'Antenore, quindi ancora un nuovo calcio di punizione con Papa che si prende il pallone. Rodriguez ha qualcosa da dire all'arbitro e ai suoi avversari. Calcio di punizione, c'è Papa sulla battuta con il destro. Grigio in panchina dà qualche consiglio ai suoi compagni. Papa cerca l'1-2, poi va con il tacco Parisotto, sembrava essergli sfuggito il pallone, poi l'ha recuperato. Adesso Pergola, Rodriguez, Cinquino. Pergola si fa vedere, riceve in questo momento, stoppa bene, poi ottimo con il tacco, Cinquino è solo, ma viene fermato, forse non era stato precisissimo il primo stop e qua si dispera al mio fianco Federico Crepaldi. Qua quando il primo stop è decisivo, non è stato perfetto, ha perso l'occasione. Sì, poteva calciare addirittura di prima, ha deciso di avvicinarsi, va benissimo, era in vantaggio, stop sbagliato, qui in questo sport non c'è tempo per pensare, per sbagliare. Questa è una sintesi veramente perfetta, uno sport che si gioca in un fazzoletto di campo, bisogna essere precisissimi. E quindi sfuma questa opportunità, ottima però la giocata di Pergola, che sottolinea anche le doti di talent scout che ha l'Antenore, che ha pescato questo giocatore in Serie D, che però che stiamo vedendo che sta facendo molto bene anche in C2. Prendo tutto il merito del talent scout. Adesso questo lo sottolineiamo, quindi Federico Crepaldi che sta già pensando a una carriera da direttore sportivo una volta appese le scarpe al chiodo, anche se però se devi imitare il tuo allenatore presidente, ancora almeno 13 anni di carriera ce le hai. Attenzione, il gol! E si iscrive al tabellino dei marcatori anche Ezechiel Morello, che sfrutta questo ottimo scambio per andare a segno con il destro, così al 15° minuto il Tenore Sport Padova si porta sul 7-3. E dilaga adesso l'Antenore, anche forse oltre le più rosee aspettative, insomma 7-3 contro la seconda in classifica, una bella dimostrazione di forza fino a questo momento. Con fallo al limite, no, secondo giallo rosso. Attenzione, cartellino rosso per Rodriguez e qua bisogna, scusate, cartellino rosso per Grigio. E qua bisogna aprire anche una parentesi su un arbitraggio che ci è apparso fin dai primi minuti, diciamo così, un po' fiscale. Secondo giallo per Grigio e cartellino rosso. E quindi adesso
Lantenore che rimane temporaneamente in 4 uomini. Adesso quindi Lantenore resta in 4 uomini, per quanto però? Allora adesso abbiamo 2 minuti sotto numero e dopo i 2 minuti entrerà il quarto giocatore, a meno che non segnino. Un gol da parte loro, da parte nostra non vale, e quindi viene segnato chiaramente il gol, però rimaniamo in 3. E quindi adesso Lantenore sul 7-3, ma che per almeno 2 minuti dovrà restare con un uomo in meno per questa espulsione di Grigio. Doppio giallo, francamente un pochino diciamo così generoso per il Flaminia, qua la decisione dell'arbitro. Vediamo però adesso se la formazione veneziana riuscirà a sfruttare questa superiorità numerica. Chiama subito un time out e quindi sul punteggio di 7-3 si ferma il gioco. Si riprende quindi dopo il time out con Lantenore in vantaggio per 7-3, ma con un uomo in meno temporaneamente per l'espulsione per doppia ammonizione di Grigio. Si riprende quando siamo al 18° minuto di questo secondo tempo. Qua cade a terra, c'è il fallo di Carraro. Attenzione perché è il quarto fallo di Luca Carraro. Lantenore che ha commesso praticamente, cioè non quarto fallo di Carraro, quarto fallo di squadra. Lantenore che ha commesso praticamente 4 falli nel giro di 5 minuti. E quindi adesso deve stare attenta, gioca anche in 3 uomini, ricordiamolo, per l'espulsione di Grigio, in 3 uomini di movimento. Rodriguez va in pressing, Flaminia in avanti, il tiro ribattuto da Morello. Si riprende con la rimessa laterale per il Flaminia, lo scambio, il tiro cross non ci arriva, però Sportiello si salva, quindi Lantenore che tra poco dovrà riavere il quinto uomo. Bravo qua Rodriguez a perdere un po' di tempo, poi Parisotto va a lungo ma non trova Morello, passano comunque i secondi. Siamo al 19° minuto, sempre 7-3 per Lantenore. Adesso è chiamata al massimo sforzo il Flaminia, ma è bravissimo Rodriguez a recuperare il pallone, a difenderlo, a dribblare ancora avversario, va anche la ruleta, dà un po' di spettacolo Rodriguez. E adesso finisce anche l'inferiorità numerica per Lantenore ed è entrato Cinquino. Scampato pericolo, quindi Flaminia non è riuscito ad approfittare dell'uomo in più. E adesso entra anche il portiere di movimento, una mossa che ci sembra insomma anche abbastanza opportuna, visto che mancano poco più di 10 minuti alla sirena di fine partita. Il tiro va sull'esterno della rete, ma c'è una deviazione, quindi è calcio d'angolo per il Flaminia. Quindi adesso prova il tutto per tutto con il portiere di movimento, deve recuperare 4 gol la formazione veneziana, che non ha ancora dato segno in questo secondo tempo, ed è comunque un grande merito della difesa del Lantenore, che sta tenendo a soli 3 gol, quello che è il miglior attacco del campionato. Manovra adesso nella metà campo avversaria il Flaminia, primo tiro ribattuto, poi ancora Papa ci prova con il destro, la palla è fuori, c'è ancora però una deviazione, forcing del Flaminia, ma si difende senza affanno la formazione di Rodriguez. Scambiano sulla destra, cross, Rinaldini ci prova con il sinistro, la palla è deviata ed è ancora un calcio d'angolo. Colleziona corner il Flaminia, ma non riesce a sfondare. Papa per Sportiello, ancora Sportiello, può andare con il destro, palla fuori. Ordinata la vostra difesa, dai, insomma non si può dire che state soffrendo più di tanto.
Sì, no, allora, loro non stanno facendo grossi movimenti, grossi schemi. Noi in un paio di occasioni in verità siamo andati un po' in difficoltà, magari un occhio meno allenato non lo vede, o comunque chi non conosce i nostri schemi chiaramente di difesa, però ci siamo messi male in un paio di occasioni, ci siamo un po' scoperti, ecco. Però per il momento regge questo 7-3 con Flaminia che prova ancora ad attaccare con il portiere di movimento. Sportiello largo per Rinaldini, prova l'1-1-2 e prova adesso, chiamata anche da Crepaldi, la conclusione Cinquino, visto che proprio non c'era il portiere in porta. Fermato però dalla difesa, adesso rientra l'estremo difensore del Flaminia per difendere il possesso palla dell'Antenore. Lancio lungo di Parisotto, ottimo lo stop di Cinquino che poi si alza il pallone, lo gestisce lui ma guadagna la rimessa e sì, in effetti dai, c'era sembrata la rimessa per l'Antenore. Cinquino mentre l'arbitro ferma il gioco, ha qualcosa da dire alla panchina ospite che forse gli ha rivolto qualche commento non opportuno, diciamo così. Niente di fatto, comunque si riprende il gioco. Rodriguez, Carraro, ottimo l'1-2 con Cinquino che riesce ad andare via proprio con la suola, viene fermato però all'ultimo momento. Il lancio lungo, Papa la stoppa molto bene, si riesce a girare con il destro, la palla termina fuori. E Antenore che riesce a mantenere la porta inviolata fino a questo momento in questo secondo tempo, quando siamo già al 23esimo minuto, qua un po' troppa fretta di rilanciare in avanti. Pallone fuori, ancora Flaminia che non si arrende, gioca con il portiere di movimento. Qua però si incespica sul pallone Sportiello, perde l'occasione. E quindi può distendersi l'Antenore, però non è preciso il servizio di Cinquino per Rodriguez che applaude comunque le intenzioni del suo compagno. Flaminia ancora avanti, adesso con Bullo. Rinaldini ancora Bullo, largo dove c'è Sportiello. Rinaldini non riesce però a trovare spazi, Beato, si ricomincia ancora da Rinaldini, adesso il tiro di Beato e poi Parisotto ci prova non vedendo il portiere in porta ma non trova lo specchio. Buona la difesa di Carraro. Adesso Beato, poi Rinaldini, il servizio, qua si stava per scappare un'altra incertezza della difesa, invece è stato bravo Parisotto a stoppare l'azione avversaria. Continua però il Flaminia con le ultime energie. Rinaldini, ancora un'ottima parata di Parisotto. Cinquino riesce a recuperare il pallone, Rodriguez poi di suola, ottimo ancora Rodriguez, va 2 contro 2. Cinquino, non c'è il portiere, può andare con il sinistro, fuori. Incredibile azione sprecata dall'Antenore, ha calciato fuori Cinquino con solo un difensore che lo stava era fra lui e la porta. Spreca l'occasione del KO l'Antenore. Adesso seguiamo il Flaminia con Sportiello, poi c'è l'errore, Cinquino prova ad andare ancora in porta, non ce la fa, Beato, poi Sportiello e Bullo, ancora Papa, fermato, può andare in porta Cinquino ma non centra lo specchio. Ci ha provato almeno 3 volte la formazione di casa a colpire il Flaminia che gioca con il portiere di movimento, non è stata però precisa. Si riparte. Chiudi cazzo!
la conclusione in diagonale di Bullo, non trova lo specchio, può respirare un po' l'Antenore che adesso è sotto pressione, anzi no, perché è stato deviato e quindi c'è un calcio d'angolo. Sportiello fermato da Secchieri. Siamo al 26esimo minuto di questo secondo tempo, partita agli sgoccioli, Antenore che sta vincendo per 7-3 e vede vicino il traguardo, ma non può permettersi di rilassarsi, ci prova Carraro con l'esterno sinistro ed è il gol del definitivo. 8-3, segna ancora Luca Carraro al 27esimo, è la sua partita. 8-3 per l'Antenore Sport Padova. Grande protagonista Carraro, autore di 3 gol più un autogol procurato, e possiamo già dare al tuo compagno Carraro il premio di migliore in campo. Senza ombra di dubbio, è già da un quarto d'ora che secondo me... Eccolo, no, peccato, è già da un quarto d'ora che se lo merita, ha comunque continuato a fare grandi cose, oggi è estremamente in giornata, ottima prestazione, grande. Secchieri intanto è stato ammonito dall'arbitro, anche qui un po' di fiscalità eccessiva da parte del direttore di gara, ma adesso senza voler esagerare, mentre c'è arrivato il quinto fallo per l'Antenore. Però dai, possiamo dire che la partita ormai è in ghiaccio, l'Antenore si appresta a festeggiare una vittoria. Da quanto manca la vittoria in casa Antenore Sport Padova? Beh, oddio, abbiamo vinto col Borgo poco fa, cos'era l'ultima partita in casa, quindi 2 settimane fa. Manca adesso un po' di continuità. Precedenti che in verità abbiamo fatto un sacco di pareggi, però sì, una vittoria così era veramente un bel po', ma in generale era un bel po' che non arrivava una vittoria così ad ampio spettro. E averla fatta contro la seconda in classifica sicuramente restituisce una grande dose di ottimismo all'Antenore, che adesso può gestire questi ultimi minuti con diciamo relativa tranquillità. Carraro ancora e sfiora il quarto gol con il sinistro. Flaminia adesso comunque continua avanti con il portiere di movimento, gestisce adesso il pallone per cercare quantomeno il primo gol in un secondo tempo che ha visto l'attacco ospite frenato rispetto ai 3 gol del primo tempo. Alla conclusione adesso di Papa, l'ottima parata di Parisotto che si distende, devia il pallone che era diretto all'incrocio, ci prova ancora Papa, però in questo caso non inquadra lo specchio, rientra il portiere per il Flaminia, prova a palleggiare Cinquino ma viene fermato. Ultimo minuto di gioco. Rodriguez, Carraro è entrato e subisce fallo anche Giovanni Bacco, qualche minuto anche per lui, e calcio e ammonizione anche per Papa. Siamo agli sgoccioli di questo secondo tempo, pochi secondi l'arbitro fischierà alla fine. 8-3 il punteggio per l'Antenore, che sta portando a casa una vittoria convincente, rotonda e anche fondamentale per proseguire la marcia verso la rimonta in classifica. Antenore con questa vittoria riconquisterebbe il secondo posto, superando proprio il Flaminia che prima di questo incontro aveva 2 punti di vantaggio. Carraro indietro per Bacco, palo, Carraro ancora tiene il pallone, poi Cinquino non riesce a intervenire, palo, ma finisce qui, finisce 8-3, l'Antenore Sport Padova supera in maniera convincente il Flaminia, si riappropria del secondo posto in classifica
8-3 per l'Antenore Sport Padova, che torna a vincere e a convincere Federico Crepaldi. È stata un'ottima vittoria, costruita soprattutto con un grandissimo secondo tempo. Sì, davvero un ottimo secondo tempo, grande vittoria, grande prestazione, grande cuore. Avevo chiesto se mi facevano un bel regalo di San Valentino, me l'hanno fatto, adesso vado a ringraziarli. Federico Crepaldi, che è quindi sempre più innamorato dell'Antenore Sport Padova, è un regalo di San Valentino. A me non resta che ringraziarvi, ribadirvi l'8-3 con cui si è conclusa questa sfida, grazie alle reti di Bullo per il Flaminia, che aveva aperto la gara. Poi sono arrivati i gol per l'Antenore di Cinquino, Carraro e Pergola. Era rientrato poi in partita con Rinaldi il Flaminia. Poi c'è stato un autogol, due autogol che hanno fissato il punteggio sul 4-3 al termine del primo tempo. Poi ha dilagato nella ripresa l'Antenore con i gol di Morello, la doppietta di Carraro e la rete di Rodriguez. Ringraziando Tommaso Paglia per la regia e le riprese, io vi do appuntamento per le prossime partite dell'Antenore Sport Padova.